diretta dell'8 novembre 2025. Avrò una mezz'ora per parlarvi di tre topic in particolare in questa diretta: il conflitto interiore, l'uso delle parole come placebo o nocebo, che cos'è, e poi quello che ha fatto la differenza. L'ultimo punto vi parlerò quello che ha fatto la differenza in una mia cliente che ho visto ieri dopo un anno dalla sua terapia psicosomatica su dolori persistenti. Quindi vi posso dire cosa ha fatto la differenza per lei e quello che ha fatto la differenza magari per tante altre persone che ho seguito. Vi darò un po', insomma, di informazioni e vi darò anche un'altra news della prossima settimana. Però se siete arrivati adesso, ciao, grazie per seguire questa live. Il conflitto interiore, perché vi voglio parlare di conflitto interiore? Tra l'altro faccio una piccola parentesi: siccome una live e la faccio più o meno una volta a settimana, vorrei che, se siete interessati ovviamente, fate delle domande, me le mettete lì in chat là sotto, così che io posso poi rispondere durante questa diretta. Quindi conflitto interiore. Perché parliamo di conflitto interiore? Perché se andiamo a vedere la radice veramente dei sintomi psicosomatici o sintomi nociplastici o sintomi cronici dove in realtà non c'è o non è stata trovata una problematica o una causa organica, c'è sempre una radice su un conflitto interiore. Quando dico conflitto interiore, adesso vi spiego cosa vuol dire. Una cosa che ti devi ricordare se parli di conflitto, se parlo di conflitto, è fare X, pensare di fare X e fare poi Y. Nel senso, ho idea di una cosa che magari vorrei fare, ma poi non riesco a farla o non la posso fare. Vi porto indietro di qualche anno, quando ho sofferto di dolori persistenti al collo. Ho sofferto di dolori persistenti per 5 anni. Quei 5 anni sono stati 5 anni di particolare conflitto interiore. Quindi io potevo andare da qualsiasi terapista, a fare qualsiasi terapia, corporea o non corporea, ma se quel conflitto interiore è ancora presente, vuoi o non vuoi, mio corpo andava a farlo vedere attraverso dei sintomi. Quindi se capisci questa parte del conflitto e la porti in consapevolezza e ti si accende una lampadina durante questi minuti o questi giorni o nei prossimi mesi, probabilmente quella lampadina ti farà guarire dal dolore stesso che ti stai portando dietro. Quella lampadina a me si è accesa nel 2021 quando ho letto il libro del dottor Sarno. Nonostante ero già nel mondo olistico, ok? Solo dopo poi sono diventato fisioterapista e solo dopo ho lavorato con persone che soffrivano di dolori persistenti come me. E solo dopo anni e anni e anni ho capito che il mio dolore, anche altri dolori, anche altri sintomi che mi portavo magari da bambino o che avevo da bambino, esempio dermatiti, problematiche di insonnia, non sapevo che io soffrissi di ansia fino a che non ho studiato e non ho messo in pratica quelle cose che ti sto per dire oggi. Quindi tutti questi conflitti per me, questa è una mia storia personale, quindi non voglio qui insegnare niente a nessuno, vi sto praticamente dicendo quello che ho capito io su di me e quello che ho visto io su tante altre persone durante questi anni. Quindi questo conflitto, nel mio caso, era un conflitto, vari conflitti. Il principale che avevo durante quegli anni di dolori persistenti al collo era fare un lavoro che non mi piaceva, un lavoro che non veramente mi riempiva di interesse. Facevo l'informatico in quegli anni, mi sono diplomato in informatica, magari qualcuno di voi lo sa già, e poi ho iniziato a fare l'informatico per 2 o 3 anni. Quei 2 o 3 anni sono stati 2 o 3 anni in cui non volevo assolutamente fare
quella carriera, sapevo che era una questione solo di denaro e volevo fare il fisioterapista, ma in quegli anni stavo soffrendo comunque di dolori persistenti al collo. Non so dirvi se volevo fare il fisioterapista tanto perché volevo curare il mio collo, oppure volevo fare il fisioterapista perché avevo una passione già per la medicina e per la neurobiologia, per la fisiologia, già da molto prima forse di quei 18 anni, dei 18 anni. Mio padre ha sofferto di varie problematiche, in particolare tra l'altro un tumore benigno al timo, l'ho visto veramente soffrire molto da bambino, in quegli anni non capivo veramente perché, avevo circa forse 10-11 anni quando ho iniziato ad avere lui problemi, e quando vedevo queste cose che non capivo, mi facevo domande ovviamente. Forse lì è iniziata la ribellione, non dico ribellione ma quasi, della medicina convenzionale, non riuscendo a vedere una persona che guariva, che non guariva come pensavo, come doveva essere, non capivo neanche cosa voleva dire essere, cos'era la malattia, no? Quindi prova a spiegare a un bambino, un ragazzino, che cos'è la malattia, vede magari il padre che sta male e non capisce perché sta male e dice ma com'è possibile che sta male ma i medici non dicono in realtà una causa. Molte cause le chiamiamo idiopatiche, no? Nella medicina. E anche qualora ci fosse un tumore, no? In questi casi io chiedevo, mi ricordo che ho ancora questi flashback dove chiedevo magari alla persona, al medico, ma perché mio padre ha questo problema? Può essere che magari la dieta può essere un problema, può essere che ci sono problematiche appunto relative al modo di mangiare. Mi ricordo che questa domanda in particolare mi era stata risposta con un secco no, non è questo il problema. Ovviamente in quegli anni io cercavo di trovare una soluzione, diciamo, semplice, no? Il cambio della dieta, il cambio dello stile di vita, ma qua stiamo parlando veramente di uno stile di vita che ha tantissimi fattori all'interno e non avevo mai pensato in quegli anni da bambino che mio padre si fosse magari ammalato per una questione più emotiva, più di conflitto. Mio padre tra l'altro è ancora vivo e probabilmente questa live la vedrà anche mia madre, magari gliene parlerà. Ma al di là di questo, il conflitto, se non andiamo veramente nella zona che a me non mi compete, quindi quella del tumore, io sono qui a dare un aiuto a persone che soffrono di dolori persistenti come erano i miei, chiamati anche nociplastici, dove non c'è una causa strutturale. La causa strutturale o organica, però ci dovrà pure essere uno scatenamento una causa, ok? E la causa è in base alla neuroscienza, fisiologicamente data da un sistema nervoso in ipersensibilità. Ma perché va in ipersensibilità? Perché? Per un conflitto interiore, paure, stress. Possiamo chiamare stress, ok? Ma lo stress a che cosa è dato? Ad una reazione di un qualcosa, di una situazione esterna che crea un conflitto, questo conflitto fa frizione, mettiamola così, e il sistema nervoso va in ipersensibilità. Magari c'è stato un trauma, magari c'è stato un incidente stradale, può essere, quindi un evento singolo, ma nella maggior parte dei casi non è un evento singolo. Nei miei casi non è stato un evento singolo, cioè io mi sono fatto male, sì, avevo subito un infortunio al collo in palestra, ma non è che ero caduto con un bilanciere da 40 kg sul collo, no, secondo me mi ero fatto male durante quella sessione in palestra. Ma se poi andavo indietro, quindi questo l'ho capito solo dopo anni, dopo veramente boh, più di 6-7 anni dopo, da quell'infortunio, che in quel periodo il mio corpo stava subendo un grande stress da conflitto, ok? E senza andare troppo nel personale, i miei conflitti erano principalmente sul lavoro. Sul lavoro,
non avere anche l'autostima di dire adesso cambio vita totalmente, solo dopo 3-4 anni di quel lavoro ho deciso veramente poi di licenziarmi e per me è stato facile perché non avevo una famiglia e poi me ne sono andato dall'altra parte del mondo, cercando appunto di trovare una soluzione alla mia irrequietezza, no? Quindi c'era un conflitto e questo conflitto lo posso vedere in ogni mio cliente. Ogni mio cliente arriva da me, ha fatto 100.000 terapie, tutte probabilmente o fisiche o magari anche psicologiche, però lui sta cercando una terapia dall'esterno che lo aggiusti, senza però capire dove sono i suoi conflitti. Quindi il conflitto può essere chiamato in 100.000 modi, ogni persona ha un conflitto, ok? Il mio conflitto era quello. Ovviamente poi ci sono altri conflitti, sentirsi abbastanza, altri conflitti magari veramente fisici in famiglia, non andare d'accordo con la persona che ti ama o non andare d'accordo con i figli. Ci sono tanti conflitti, ma ce n'è particolarmente uno che se adesso ti chiedo qual è il tuo conflitto, me lo sai dire subito. È conscio, ok? In questo momento è conscio, perché se me lo sai dire è conscio. Molti conflitti sono inconsapevoli, sono inconsci. Infatti molte persone che tendono a a non trovare mai la soluzione perché veramente non hanno lavorato su questi conflitti e quindi non avendo fatto una ricerca interiore tutto rimane inconscio. Mi ricordo qualche giorno fa, anzi forse ieri, ho visto un commento su Instagram di una persona che mi dice grazie, mi ha fatto capire tantissimo sul qual era la mia limitazione. Cioè io stavo andando in continuazione dal mio osteopata cercando di risolvere una problematica, sì, che era fisica dal punto di vista di dolore e sintomo, ma che però era in superficie sì, nel fisico, ma era più nella paura e lei mi ha detto ho capito che io non dovevo più andare dal mio osteopata e questo sì mi dava paura perché dicevo com'è possibile che se non vado dal mio osteopata possa guarire e questa persona infatti avrà capito qualcosa che era rimasto inconscio per tanto tempo, no? Il cercare una soluzione all'esterno non te la può dare nessuno la soluzione, ti possono guidare verso una soluzione, io non posso fisicamente farti chiudere gli occhi, entrare dentro il tuo inconscio, cambiare qualcosa, un ingranaggio e tu domani subito stai bene, perché altrimenti non avrebbe senso che il dolore fosse lì. Il dolore, vedila così, come una sorta di esplosione del tuo inconscio che va in superficie e vuole solo essere visto, vuole essere capito e capendolo e accettandolo nel primo step prende consapevolezza. Se tu prendi consapevolezza già da oggi di questi conflitti interiori, ti assicuro che non ti faranno più paura come prima, non li devi necessariamente aggiustare, non devi fare necessariamente psicoterapia per tornare indietro nei traumi passati di quando avevi 9 anni e i tuoi si sono separati, però avendo capito che ci sono dei collegamenti tra tutto quello che c'è stato nel passato, il tuo passato stressante pre-sintomi è oggi, cioè c'è un collegamento, un filo logico. Questa è consapevolezza. Semplicemente devi capire che c'è questo filo logico e questo è il primo step. Avendo capito questo, molti dei dolori tenderanno ad abbassarsi di intensità, perché non avrai più paura uno di questi dolori perché sai da dove arrivano un'altra cosa che voglio dire, non ti sentire responsabile per questi dolori. Nel senso, nessuno ti aveva mai detto queste cose. Nessun medico è istruito o studia in medicina queste cose nei primi 6 anni della loro laurea. Nessuno ha la colpa,
ok? Quindi è normale, anche uno psicoterapista ti può dire queste cose, ma poi tende a sviare la soluzione perché la soluzione dov'è? Non è nella mente, anzi, sì è nella mente, ma non è che parlando necessariamente dei tuoi problemi tu risolvi. Quindi la psicoterapia deve essere mirata al corpo. Il corpo non è qualcosa che normalmente lo psicoterapista o lo psicologo o lo psichiatra tende a prendersi, diciamo, la responsabilità di trattare. Ci sono ovviamente psicologi o psicoterapeuti a cui tra l'altro collaboro, che lavorano anche sul corpo. Il fisioterapista, la sua limitazione è che lavora solo sul corpo e non sulla mente. Quindi, conflitto interiore, questo c'è per forza, magari non solo uno, probabilmente anche più di uno. Fatti un esame, insomma, un esame di coscienza. Scrivi moltissimo. All'inizio devi scrivere tantissimo. La scrittura espressiva infatti è una terapia molto potente che insegno nel mio programma. Tra l'altro trovi anche qualche video su YouTube sulla scrittura espressiva nel mio canale, quindi questo è importante. Poi, seconda cosa, l'uso delle parole. Quindi ti ho parlato del conflitto, non voglio entrare troppo dentro questa cosa, perché ha senso, immagino. Poi se non ha senso, scrivetemelo qui sotto. L'uso delle parole. Non avete idea di quante persone ho visto io, non dico io, ma al di là del mio lavoro, cioè in generale nella vita, quando chiedo come stai, ovviamente se sono persone con cui ho una confidenza, ok? Perché magari, sai, avete presente quando dici come stai? E la persona dice ah bene, bene, però in realtà dentro va male, no? Sia nei miei ex clienti, o anche clienti che ho adesso, che in persone che magari conosco già, quando dico come stai, la maggior parte va subito sul negativo, ok? Subito sul sì, ho ancora dolore, oppure potrebbe andare meglio, questo e quell'altro, la parte negativa, no? Sempre. E queste parole hanno un potere immenso, quindi stiamo parlando appunto del potere del placebo e del potere del nocebo. Forse tra qualche giorno uscirà uno dei miei video su placebo e nocebo. Le parole hanno un immenso valore, soprattutto se le usiamo male. Quindi quando parliamo di dolore, una volta che mi dici io mi sento tutto rotto, oppure dolore stesso, la parola di dolore stesso, dà una reazione al sistema che questa cosa deve essere subito indebolita oppure deve essere attaccata. Quindi il placebo, se lo vuoi usare a tuo favore, quindi che non diventa nocebo, fatti questo favore. Invece di dire dolore, da ora in poi, usa una parola che non ha una connotazione negativa. I miei clienti all'inizio gli dico questa cosa, nelle prime sessioni dico d'ora in poi non parleremo più di dolore, ma di sensazioni, ok? Sensazioni. Quando ti dico sensazione è già qualcosa di neutrale, può essere una sensazione positiva, può essere una sensazione negativa, ma è una sensazione. Il dolore è una sensazione. Chiamalo fiore, ti do questo suggerimento. Quando parli dei tuoi dolori, chiamali i miei fiori, ok? E nota cosa succede ogni volta che ricordi questa cosa, ti ricorderai del fiore che sboccia. Questo fiore che sboccia, accetti che sboccia, ok? Non puoi andare in natura e dire non sbocciare. La sua natura è di sbocciare. E infatti, se andiamo a vedere nel conflitto, faccio un passo indietro nel primo punto, il conflitto, se ci pensi, è il non volere sbocciare. C'è un conflitto, voler appiattire, volere mettere tutto sopra. È quello che fa la medicina convenzionale. Appiattiamo, copriamo, farmaci, mettiamoci sopra una coperta, poi se ne parla.
E invece quando parliamo di fiori, il sintomo o la sensazione deve affiorire e questa appunto, se affiorisce ed è accettato questo fiore, non farà altro che poi dare il suo splendore, fare il suo lavoro e se quel lavoro viene capito, quindi viene portato in consapevolezza, non ha più senso di esistere. Quindi l'analogia del fiore, se ci penso, ha tantissimo senso. Una sensazione, una emozione è un fiore, quindi dovrebbe essere un'emozione che sale, viene metabolizzata attraverso la consapevolezza e poi svanisce. La problematica è che nel conflitto interiore quell'emozione viene bloccata. Infatti se vai a vedere in un trauma, molte persone non hanno neanche una reazione in quel momento, perché il trauma, qualsiasi esso sia, anche di lutto o un incidente stradale, a me è successo, ho subito un incidente stradale dove mi hanno tamponato a 190 km da dietro, quando mi sono svegliato in macchina, questo nel 2022, mi sono svegliato in macchina, non capivo ovviamente cosa fosse successo, quando mi sono svegliato non avevo subito una reazione di paura, ma una sensazione di ghiaccio, il fatto di non sentirmi vivo, una sensazione di oddio è talmente paurosa questa sensazione che non so neanche come reagire. Quelle sensazioni, quindi quelle emozioni, erano state congelate per molto tempo. Quanto c'è rimasto prima che fossero poi, diciamo, metabolizzate dal corpo? Qualche mese. Per fortuna posso dirvi che ho subito quell'incidente dopo aver capito tutte queste cose. Anzi, l'incidente è arrivato dopo aver capito tutte queste cose. Quindi nel 2022 ero già guarito dalla mia cervicale cronica, avevo già letto i miei libri, avevo già fatto tutto quello che dovevo fare per capire che il mio problema non era più fisico, perché ero guarito attraverso la consapevolezza e questo lavoro che faccio fare ai miei clienti, che è un lavoro psicosomatico, ok? Quindi quando ho capito che ero in quella macchina ed era tutto successo, che c'era la mia compagna di fianco che probabilmente non sapevo neanche se era morta, ok? Perché era così, messa così, su di me, sulla spalla. Sapevo che non era morta perché non aveva gli occhi chiusi cioè diceva qualcosa che non aveva senso, ok? Immaginate in questa situazione un corpo che trauma può avere, ok? Infatti i giorni successivi io sentivo un tremore delle gambe e dello stomaco senza senso. Cioè io mi svegliavo e avevo tremore alle gambe e allo stomaco. Tu dirai, ma com'è possibile, no? Com'è possibile? Ovviamente c'è stato un trauma che ha fatto sì che il sistema nervoso è andato talmente in ipersensibilità, le emozioni sono rimaste congelate, io non sapevo più cosa fare in quel momento, non sapevo cosa fosse successo perché io mi ero addormentato, ok, dall'impatto, c'è stato un impatto molto molto forte, ero vivo per miracolo, ma io mica ero felice che ero vivo per miracolo, io pensavo addirittura che quell'incidente l'avessi causato io, perché io non sapevo neanche che c'era una macchina dietro che mi aveva tamponato. Quindi potete immaginare in 3 secondi cosa la mia mente stava iniziando a immagazzinare, conflitti interiori, paure, cosa è successo, che ho creato tutto io, no? Tutte queste cose. Ora, poi è andato tutto bene, magari ci faccio un video su questa storia perché ha dell'incredibile, oltre che è stato un miracolo secondo me, e non è stato a caso, ok? E non è stato neanche a caso che io faccio questo lavoro dopo quell'incidente, perché quello mi ha dato un grande boost di fregarmene delle cose di cui avevo paura, che erano paure fittizie, ansie fittizie, ok? Quante volte abbiamo delle ansie di qualcosa che uno non succederà mai, proprio molto probabilmente, e due, quelle paure sono cose, ma chi se ne frega, cioè uno può perdere la vita in 30 secondi, e il problema è che non ce lo ricordiamo mai,
E se te lo ricordi o hai avuto la fortuna di rimanere vivo dopo incidenti stradali o qualcosa del genere molto grosso, o magari tu muori, che ti avevano detto morirai tra 3 mesi e poi in realtà cioè, sei andato avanti e oggi sei qui a vedere questa mia live dopo anni, no? E dirai, cavolo, questa è un'opportunità, no? Questa è un'opportunità. Quindi, perché vi sto dicendo questo? Mi sto quasi perdendo, perché quella storia lì dell'incidente vorrei darvi tutta la storia in un video, però eh, ogni volta che lo penso lo rimando perché dico ma chissà se questo non è poi troppo, no? Ehm, Comunque il conflitto in questo caso, il mio conflitto in questo momento è molto meno rispetto a quando avevo dolori al collo. Quindi non è un caso. Se vai a vedere, scusate c'è casino che c'è il Sharon di là che non so cosa sta facendo. Ehm, Se sentite qualche rumori strani. Comunque, l'uso delle parole, placebo, dobbiamo parlarci bene, positivi. Non vuol dire che se una cosa è negativa subito dobbiamo dire ah che bello, no, dobbiamo avere consapevolezza comunque di quello che sta succedendo, però se stiamo parlando di sintomi in particolare non li chiamiamo più dolori e non parliamo più dei nostri sintomi a nessuno se non al nostro terapista o al tuo terapista o se vuoi a tuo marito, a tuo compagno, la tua compagna, a una o due persone, basta, cioè non devi necessariamente parlarne con gli altri perché le persone non capiscono la tua situazione e molte volte tendono a darti dei suggerimenti che non sono, uno, non sono suggerimenti basati su esperienza personale, due, molte volte queste persone che ti danno questi suggerimenti non sono terapisti, sono persone che non hanno studiato la nuova neuroscienza del dolore, non ci sono passati e quindi ti possono dare degli indizi che ti vanno a fuorviare totalmente dalla problematica. Esempio, vatti a fare un'agopuntura, vai dal mio amico che l'hanno curato con la dieta vegana, vai da chiunque le persone ti possono dire di andare, perché ovviamente vogliono che tu stai bene. Il problema è questo, che in Italia il 90% delle volte le terapie non funzionano perché non sono andati su questa causa del conflitto, sul lavoro interiore. Poi sicuramente ci sono delle altre cose da fare, no? Ci sono dei lavori sul corpo, lavori sul respiro, lavori sul movimento, la riprogrammazione del sistema nervoso, che poi in realtà non è neanche riprogrammazione solo, ma è riequilibrio, va su vari fronti e su vari fattori. Quindi tutti questi tre fattori, psicologico, ok, sociale, perché dipende anche da quei fattori sociali, e fisiologici. I fattori fisiologici sono veramente, le cause fisiologiche non sono tante, anzi non ci sono proprio nel dolore nociplastico. Ci sono delle conseguenze fisiologiche, quindi sentirsi il petto che va a stringere, la gola che va a stringere, se hai dolori al collo magari hai ovviamente delle contrazioni muscolari che potrebbero andare a sfociare in sbandamenti. Tutti questi fattori fisici non è detto che non sono le cause, ok? Quindi dobbiamo capire che c'è una causa che principalmente è quella di una mente impaurita. Ok? Spero di non essere di non andare troppo nel semplicistico, ok? Però è così. Questo io cerco non dico cerco, ma lo studio ogni giorno e veramente spero che le cose cambiano nei prossimi anni, soprattutto in Italia, perché non siamo in tanti che la pensiamo così, purtroppo, nella medicina. Troverete tantissime persone nel mondo olistico che vi dicono magari le stesse cose che vi dico io, ma nel campo medico veramente sono contati su forse due mani
le persone pubbliche, ok, che ti possono dire queste sono magari laureati in medicina o in fisioterapia, ok, o in psicologia, pochi, veramente pochi. Quindi c'è molto bisogno di questa cosa. L'uso delle parole è veramente una cosa che dobbiamo iniziare a far subito. Non c'è neanche nessuno che ti deve dire questi sono gli step per usare il placebo su di te. No, il placebo, la principale cosa che puoi usare è la visualizzazione positiva. Ok? Nelle mie meditazioni noti che ci sono tante visualizzazioni, ti porto sempre a in sensazioni che ti ricordano qualcosa di positivo. Metti una mano sul cuore, chiudi gli occhi, senti il cuore che batte, porti un'immagine di una persona cara, presente o non presente ancora in questa vita, e la vedi sorridere. Senti la sensazione nello stomaco, nel petto, senti questa sensazione positiva che può essere chiamata gratitudine se vogliamo, e la immagazzini perché la stai creando e la stai sentendo nel cuore, nel corpo, e nel mentre che metti la mano sul cuore senti il battito che va, giusto? Questo ti ricorda che sei nel momento presente. E questo momento presente è veramente tutto ciò che conta nella terapia psicosomatica. Perché la psicologia, il problema della psicologia, e questo te lo può dire anche il mio amico Goffredo Bordese, che stimo molto, psicologo, psicoterapeuta, e abbiamo fatto diverse live insieme, che dice che la problematica della psicologia è che si usano troppe parole. E nelle mie sessioni cerco veramente di parlare massimo 30 minuti. Gli altri 30 minuti, 40 minuti devono essere pratiche somatiche. Ok? Non c'è un massaggio, non c'è un esercizio fisico che devi fare, se non quello del movimento dopo aver fatto la sessione. Il movimento sceglitelo te. È giusto che bisogna muoversi, normale, ma non ci sono esercizi fisici particolari per curare il dolore cronico. Ok? Soprattutto quelle che diciamo stanno parlando di dolori diffusi. Il problema è questo: se soffri dolori in una parte del corpo, io ti posso dare tutti gli esercizi che voglio da fisioterapista su quella zona del corpo, e il problema magari si risolverà o magari andrà giù il sintomo, e poi il problema ritornerà magari su un'altra zona del corpo e tu penserai, cavolo, ho avuto dolore al collo per 3 anni, ho risolto il dolore al collo e adesso ho mal di stomaco. Oppure già soffri di mal di stomaco, reflusso, quello che vuoi, non so come vuoi chiamarlo, e dolore al collo, e tu cerchi il gastroenterologo e il fisioterapista che ti risolvono queste due cose. Il problema è che il gastroenterologo non troverà nulla che non va bene nel tuo stomaco, ti manderà forse dal nutrizionista, il fisioterapista ti darà quegli esercizi noiosissimi che ho fatto in università, che li ho fatti su di me. Quindi prova a dire a un fisioterapista che ha sofferto di dolori cronici al collo da 5 anni, fai questi esercizi. Ti manda a quel paese. E il problema è che le persone che adesso si stanno affacciando a terapie dopo anni di dolori cronici, il primo step, non sapendolo, è fare gli esercizi del fisioterapista. Vado a sinistra, vado a destra, tutto su, tutto giù, prendo quel cavolo di, come si chiama, una tovaglia, e faccio questo esercizio qui, quindi il mento va giù, il mento va su, ok? Tutti questi esercizi che probabilmente hai già fatto se soffri di dolori cronici al collo. Oppure soffri di dolori alla schiena e ti hanno fatto fare vari esercizi di rinforzo ai glutei, rinforzo al core, agli addominali,
rinforzo la schiena, come se tu fossi debole. Se andiamo a vedere una persona qua fuori di 80 anni, eh, dovrebbe essere già morta dei dolori, perché è debole. Quindi c'è molta ignoranza e non voglio dire che io ho tutte le soluzioni, ma io ho capito qualcosa e l'ho usato su di me, quindi posso dirti con certezza al 100% quello che ha funzionato su di me. Quindi cerco di non essere troppo, di non dirti necessariamente, ah, questo è quello che devi fare, prova, prova, vedi, informati e poi fai tu le tue conclusioni e non è necessario che spendi dei soldi per fare queste prove, basta che vedi magari dei miei video su YouTube. L'ultima parte di questa live, anzi prima che vada avanti fatemi vedere se avete scritto qualcosa sulla diretta, nei miei commenti. Ciao Matteo, ciao Marta. Allora, ciao, ho avuto miopericardiite 2 anni fa, da quel momento il dolore persiste, anche se i medici dicono che cuore non ha niente. Ottimo, nel senso non ottimo che tu soffri da anni, ma ottimo che i medici ti hanno detto che non soffri di niente, almeno al cuore. Il primo step ovviamente ragazzi è affidarsi alla medicina convenzionale e eliminare la possibilità che ci siano problematiche gravi, ok? Perché la medicina convenzionale funziona molto bene per quello, quindi diagnosticare problematiche gravi e questo lo fa benissimo. Quello che ha fallito e fallisce in questo momento è nella cura dei dolori cronici, nelle problematiche croniche, ok? Perché nessun farmaco, nessuna dieta, nessun integratore veramente riesce a curare una problematica cronica se la persona, il soggetto, non cambia radicalmente la sua vita, ok? Quindi non stiamo parlando qui di problematiche gravi, anche se i sintomi sono molto intensi, ok? Quindi se la persona ti ha detto, i medici ti hanno escluso una problematica grave, hai fatto quello che dovevi fare con loro. La parte dopo è quella di lavorare su quei fattori in cui ho parlato prima. Conflitti, paure, stress. E il lavoro è molto interiore, c'è molta educazione all'inizio, ci sono molte credenze da cambiare, molte credenze. Le prime credenze sono quelle del devo necessariamente cambiare il mio passato, magari lavorare sul trauma e dire ah ma io ho avuto questo trauma, magari psicologico, non sto parlando solo di fisico, è per quello che oggi sono così, no? Sì, sì, può essere un collegamento, ma non è necessario che tu vai a cambiare quel trauma, ok? Ok, queste sono varie credenze. La credenza che è tutto nel corpo, anche, tutto nella postura, se lavoro sulla postura allora mi do un aiuto sul corpo. La postura è una conseguenza di uno stato interiore emotivo, ok? Non è necessariamente la causa, anzi non è la causa del dolore nociplastico la postura, non è il bacino che è messo in simmetria, sbilanciato così o così che ti causa un dolore alla schiena, non è che è una gomma più lunga dell'altra, tutte queste credenze che ragazzi sono antiche, queste cose sono antiche, antiche di 20 anni fa probabilmente, dove le persone veramente pensavano, almeno medici che pensavano che c'erano questi disbilanciamenti che creavano problematiche corporee gravi, cioè croniche. Non ha senso, non ha assolutamente senso e nessun studio scientifico ti dirà che il problema del dolore cronico nociplastico è dato da una postura o da ernie o da rettilizzazione della cervicale, protusioni, artrosi, non esiste. E il sistema nervoso è molto, ovviamente è complicato, ma il sistema nervoso centrale, quindi cervello e midollo spinale, che poi va a portare tutti i nervi, va a collegarsi con tutti gli organi e i tessuti del nostro corpo, è lui che
fa da regista. Quindi se il regista del dolore è il tuo sistema nervoso centrale, è inutile che andiamo a massaggiare un gluteo. Ti dà un supporto, sì, momentaneo, ti fa stare bene in quel momento, non dico non lo massaggiare, soffri fin quando non cambi la tua mente, no, posso dirti che però consapevolmente devi avere questa, insomma, educazione che è un palliativo il massaggio, che la postura è una conseguenza, ok? Non buttate dei soldi o terapie su terapie che veramente danno un qualcosa momentaneo, perché lo sapete anche voi qual è quello che non funziona almeno fino ad oggi, perché so che molti di voi hanno fatto tanti passi senza risolvere niente, e questo lo capisco, è super frustrante, non dovrebbe essere così, ma avete imparato quello che non funziona, mettiamola così. Le parole non bastano, posso parlare qui per un'ora e voi avete lo stesso problema, quindi veramente mettete in pratica quello che sto dicendo attraverso la scrittura espressiva principalmente, attraverso l'educazione della Pain Neuroscience Education, quindi l'educazione nelle neuroscienze, imparate di più possibile sulle neuroscienze e sul dolore. Non è semplice in Italia perché non è niente tradotto in italiano, pochissimi siti sono tradotti in italiano, soprattutto gli studi scientifici, figuriamoci. Sul mio sito web potete trovare qualcosa, venezianotherapy.com, ma vi indirizzo più sul mio canale YouTube che ha molte più cose, perché preferisco fare un video che un blog. Più fiducia in se stessi. Quindi le parole non bastano, me l'ha detto ieri una mia cliente. Ha detto cosa hai scoperto in quest'ultimo anno, no? Che ti ha fatto andare su un trend positivo, perché è migliorata. In un anno si fa tantissimo, ragazzi, in 6 mesi anche. Il problema è che veramente bisogna iniziare oggi. Non c'è tempo, non c'è tempo. Non c'è tempo di provare 100.000 altre cose. Provate quella che ce l'hai già dentro di te, no? Questa cosa, cioè non devi necessariamente eh, andare a Milano o a Genova nel poliambulatorio dove sono i specialisti del dolore, no, non c'è bisogno. Mi ha aiutato un libro nel 2021. Nel 2021 ho letto questo libro del dottor Sarno, mi sono accese 100.000 lampadine, poi sì, ho deciso di continuare a fare questa professione, mi sono laureato in fisioterapia, sto ancora studiando tutt'oggi con varie nuove tecniche, nuovi corsi di specializzazione, non ci si ferma mai, ma ciò non vuol dire che sto aspettando l'ennesima tecnica che dica la persona guarisce in un giorno, in un'ora. Alla fine la persona veramente ha bisogno solo di capire che ha tutto all'interno, che hai bisogno veramente di ascoltarti, di non pensare che c'è qualcuno che ti deve sistemare. Non sei da sistemare, non sei rotto, non sei rotta. E di non avere paura del dolore. Lo so che sembra una cosa infattibile se soffri di dolori cronici da molto tempo, ma quando soffri di dolori, quando hai capito quello che ti sto dicendo in queste live o in questi miei video, capisci che in realtà sono messaggi e non devono essere coperti. E una volta che sono capiti, riprendi la tua vita cercando veramente di portarti messaggi positivi ogni singolo giorno, ogni singola ora del giorno, perché è così che si riprende. Quindi più fiducia in te stessi, in se stessi. Il problema è che non abbiamo fiducia in noi, pensiamo che servirà un cambiamento incredibile che io non sono pronto a sostenere, perché dici ok, facciamo questo metodo che mi dice Alessio, no? Neurobalance. Quanto ci vorrà? 6 mesi? 3 mesi? No, ma io non ho 3 mesi, ma figurati, devo stare 3 mesi
dietro queste pratiche giornalmente. Ma figura, non ho tempo, è meglio fare una sessione dal mio osteopata di fiducia. Mi fa un po' di cric croc, mi dice due paroline belle e poi va bene così. Boom. Sì, io lo so da dove arrivano i miei dolori, ma perché devo fare? Devo lavorare su di me? Ma va bene così. Quante volte, no, ci si parla in questo modo? Io stesso sono l'ultima persona che accetto un aiuto dall'esterno su una problematica, fin quando non ci sbatto la testa e dico basta, io non ce la faccio più, quello che c'è da fare la faccio, veramente, devo sbattere la testa nelle cose io per farle, e poi dico meno male che quel giorno ho preso quella decisione di iniziare un percorso. E non necessariamente che tu lo debba fare con un terapista, ok? Però fai un percorso. Mettiti una data nel calendario, questo gliel'ho detto anche a una mia cliente ieri, mettiti una data nel calendario, l'8 aprile 2026. L'8 aprile 2026 tu sarai una persona totalmente diversa se metti in pratica ogni giorno tre cose. Capire che tu puoi fare le cose, quindi avere più fiducia in te stessa, avere più coraggio e buttarti nelle cose, anche quando pensi che non siano fattibili, buttati. E, e lavorare sulla meditazione. Quindi se riesci a meditare, avere pratica, costanza sulla meditazione, 10 minuti, 15 minuti al giorno, la mattina, ma una meditazione mirata non ad abbattere i sintomi, ma con proprio la meditazione in realtà non è un abbattimento dei sintomi o dei pensieri, è una pura accettazione del pensiero e del sintomo. Però fare la meditazione senza aver capito dietro la neuroscienza del dolore non funziona come pensi. Quindi ecco perché gli step sono necessari, quelli dell'educazione alla neuroscienza del dolore, prima, ok? Prima. Quindi quando hai capito non serve poi troppo capire, hai capito all'inizio come funziona il dolore dal punto di vista neuroscientifico nel 2025, non nel 1940, dove magari molti medici sono rimasti, purtroppo, non tutti. Quindi se ci si aggiorna sul 2025, capiamo che il nostro osteopata non ci serve per il dolore cronico nociplastico. Non ci serve il fisioterapista per il dolore cronico nociplastico se almeno che questo osteopata o fisioterapista non sia aggiornato alla nuova neuroscienza del dolore del 2025 e vi assicuro che non sono tanti. E figuriamoci poi tutti gli altri, no? Nel mondo olistico invece molta gente li sfanculizza perché dicono il mondo olistico è tutto fuffa, è tutta una roba che non esiste, non è basata su scienza, invece ci sono arrivati molti prima loro che molti altri medici, ok? E io in primis anche, visto che se posso categorizzarmi magari nella medicina fisioterapica, se si può dire così. Ok, quindi più coraggio, più fiducia in te stesso, le parole non bastano. Eh, veramente non ci sono segreti in tutto ciò. Fammi vedere cosa state scrivendo qua. Ciao, ho avuto... no, quello me l'avete già detto, vado giù, vediamo un po'. Cosa fa in questa live? Cosa si fa in questa live? Stavo parlando, l'ETEC 14, di dolori persistenti cronici, è una terapia che va ad mirare sulla risoluzione di questi sintomi che sono fiori, quindi queste problematiche croniche persistenti nel corpo. Prima di chiudere ragazzi, perché poi oggi stacco, è sabato, non lavoro, sono qui semplicemente perché stavo leggendo qualcosa e mi è venuto voglia di fare una live. Quindi giovedì 13 vi invito, questo giovedì 13, tengo un workshop esperienziale che non è aperto, è aperto a tutti ma non è pubblico, quindi non sarà su YouTube e sarà su Zoom.
Se volete partecipare, penso che veramente farà la differenza per molti di voi, sia per quelli che mi conoscono su YouTube, che quelli che sono qui da pochissimo, perché racchiude un po' tutto in 90 minuti, quello che secondo me dovete sapere, il minimo, per continuare poi con le vostre gambe. Quindi una volta che avete le informazioni, abbiamo provato anche due pratiche, in particolare una di respirazione e una di meditazione. Penso che poi tutte quelle basi che avrete da questi 90 minuti vi servirà per tutti i prossimi mesi di riequilibrio del tuo sistema nervoso, se mettete in pratica questi step. Perché se non li mettete in pratica e non volete lavorare su voi stessi, non venite a sentire queste informazioni, perché altrimenti perdete solo tempo. Quindi se volete venire, mi fa molto piacere. Sarà quindi giovedì 13 alle 21 su Zoom. Metterò il link qui sotto in descrizione tra pochissimo, appena chiudiamo questa live, quindi guardate da qualche parte giù in descrizione. Se non lo trovate o non funziona questo link, che può anche essere, spero di no, però potete trovare questa cosa via mail, ve la invio via mail. Se quindi siete iscritti alla mia lista, vi ricevete probabilmente la mail domani o lunedì, in realtà domani è domenica, quindi lunedì ve la invio lunedì, perché altre le ho già inviate, se non eravate in lista non l'avete ricevuta ovviamente. Per essere in lista, come fate? Andate sul mio sito web Veneziano Therapy, con la Y finale, therapy.com, scrollate fino in basso e lì mettete la mail e vi iscrivete, avete poi insomma varie informazioni che vi servono. Non ci saranno spam, potete disiscrivervi quando volete, quindi siamo tutti liberi di fare quello che vogliamo. Grazie a tutti quelli che sono arrivati insomma in questa live. Grazie per il sostegno, stiamo sempre di più, siamo verso le 5.000 persone su YouTube, sono super grato. Vuol dire che veramente ci sono tante persone che risuonano con queste informazioni. Secondo me la scienza e la medicina sta entrando in una transizione epocale sulla medicina, la medicina mente-corpo, sulla cura dei dolori persistenti. Se dovesse aver detto queste cose nel 1990 mi avrebbero preso per pazzo, che le emozioni possono creare dei dolori persistenti o del conflitto può creare un dolore persistente. Nel 2025 per fortuna non è più così, c'è la scienza che veramente ci dà un sacco di studi scientifici, di risonanze magnetiche funzionali al cervello, che ci dice veramente come il cervello funziona, e non sapevamo questo 30 anni fa. Ok? Niente, vi abbraccio, grazie a tutti, spero di vedervi giovedì 13 alle 21 su Zoom, metto il link in descrizione qua sotto. Buona giornata, buona serata, a presto.